Siamo costernati da questa tragedia. Perdere la vita a una ragazzina di 11 anni è un È dispiacere. un lunedì di una tristezza enorme, di una storia che ha comunque sconvolto tutti. Siamo tra la rotonda del centro commerciale Arcobaleno e quella di Orniano. La Ford Focus guidata da Addi Schiavo, 45enne udinese, precedeva verso Udine, quando per chiaramente motivi che non si sanno e che verranno accertati ha perso il controllo e è finita sulla carreggiata opposta, ha invaso la carreggiata e si è schiantata precisamente qui, proprio dove si vedono tutti i segni dell'impatto. Quello su cui si riflette è ovviamente anche l'assenza di segni di frenata. Questo è un dettaglio non da poco. La strada è una strada in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade, l'asfalto è appena stato rifatto, l'unica discriminante sono questi platani, no? Il destino ha voluto che un platano causasse quello che è successo, questa tragedia. Le due figlie di Addis Schiavo erano sul sedile posteriore. Altra cosa che verrà accertata dalle indagini, se fossero assicurate o meno con la cintura di sicurezza. Entrambe dai soccorritori sono state trovate già in arresto cardiocircolatorio. Sono arrivate qui l'automedica, due ambulanze e l'elicottero. Con l'elicottero è stato trasportato in ospedale il papà, il 45enne, codice giallo. C'è stata la corsa sfrenata con la scorta della polizia stradale, delle due ambulanze all'ospedale di Udine. Qui Noemi, 11 anni, non ce l'ha fatta, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori che ci hanno provato fino all'ultimo. Non sono riusciti a far ribattere il suo piccolo cuore. Questa è la tragedia che si è consumata, e poi c'è la situazione ancora appesa alla speranza della sorellina di 4 anni, il cui cuore ha ripreso per fortuna a battere dopo l'arresto cardiocircolatorio, ma che dopo un'operazione al polmone sta adesso lottando tra la vita e la morte per via delle ferite molto importanti. Siamo vicini, io personalmente, ma credo di esprimere il parere, insomma, della popolazione di Basiliano, siamo vicini a questa famiglia così duramente provata.